In azienda Zorzettis andiamo ad assaggiare il Confins della linea Segno di Terra, è uno dei miei rossi preferiti, con un rapporto qualità-prezzo fenomenale. Adesso Annalisa ci spiegherà bene questo vino qua perché merita. Il Confins è un uvaggio di pignolo e refosco, il 30% di pignolo e il resto è refosco. C'è dal fatto che il pignolo come vitigno da solo è un vino molto di nicchia. Con il refosco insieme, il refosco ha una marcia in più con il pignolo, però diciamo che la base è refosco. Questo è annata 2012 rispetto a, non so, al 2013 o al 2011 era un'annata meno calda, però ha dato degli ottimi risultati. Ha fatto quasi 1 anno e mezzo di barrique francese, molto leggero. Quando parliamo di barrique non si intende un legno invasivo, un legno tostato forte, un legno verde, no, sempre legno maturo, dolce, Certo. rovere. Barrique nuova o di secondo o terzo passaggio? Confins fa un po' barrique nuova e poi secondo passaggio. Ma i due vini vengono assemblati prima dell'affinamento in legno oppure fanno l'affinamento separato? No, è un uvaggio, per cui vengono assemblate le uve all'inizio, prima della fermentazione. Questo è stato imbottigliato 1 anno fa, ha molta strada ancora davanti. È un vino, direi quasi di nicchia, ma anche no, perché chi lo assaggia e che ama dei vini rossi comunque strutturati, maturi, ma allo stesso tempo con una bella beva. Sì, in effetti anche questo è un vino in cui si sentono i sentori terziari, quelli dovuti all'affinamento, Sì. Una nota di spezia. Sì, un pepato, sì. Però risalta comunque il fruttato, la mora è abbastanza evidente. Esatto. E quindi anche questo è sinonimo di equilibrio, perché sentire il frutto in un vino che fa un affinamento in legno vuol dire che è stato fatto con maestria. Sì. In bocca è eccezionale, elegante, equilibrato, ha un impatto deciso ma non aggressivo, è veramente un signor vino. È complesso e allo stesso tempo si lascia bere molto bene. È un vino intrigante. Decisamente, e anche a livello di abbinamenti lo vedo in molteplici situazioni. Sì, noi qui abbiamo portato dei formaggi, uno più stagionato e uno meno. Lo vedo con delle carni, degli arrosti, perché no, con delle pappardelle alla selvaggina. Un bel ragù di cinghiale. Ragù di cinghiale, esatto. Comunque un vino buono e un piatto buono, l'abbinamento è automatico. Sì. Abbiamo assaggiato Confins della linea Segno di Terra di Zorzettis, annata 2012, uvaggio tra refosco e pignolo.